Lunedì 1 febbraio 2021. Questo libro che ho scritto abbastanza recentemente tratta di argomenti riguardo alla liberazione della nazione sarda. Tende a ricordare a tutti che, continuando a sbagliare, abbiamo sbagliato per oltre 150 anni, cioè i risultati che otteniamo continuando a sbagliare saranno sempre gli stessi. Abbiamo votato per 150 anni, non è servito a niente e forse sarebbe il caso di trovare un'altra strada. Ho scritto un romanzo breve che è inserito in quel libro che avete visto. È intitolato Il diritto divino applicato ai popoli e alle nazioni. Ho intenzione di farne un video, però siccome è troppo lungo, è un romanzo breve ma è lungo per fare un unico video, diventeranno 4 o 5. Il primo video è già stato caricato su YouTube, lo potete trovare nel mio canale YouTube. Vediamo un po' dove sono arrivato. Ecco, ero arrivato qui. E infatti, come dei fratelli matematici, i divulgatori si moltiplicano in maniera esponenziale e in qualche contrada si duplicano e moltiplicano e triplicano gli incontri subendo estu de libertà di commenzo da tirai che navassio. Vediamo la seconda parte del romanzo. Il terzetto di informatori popolari è molto ben assortito. Iosto, oltre che possedere una corposa cultura generale, è un vero esperto di storia e lingua sarda. Da lui vengono i migliori stimoli per convincere i sardi ad abbandonare atteggiamenti di sudditanza verso chi ci colonizza. Dimostra che la nostra cultura ancestrale è di gran lunga superiore di quella del colonizzatore, che la lingua sarda ha generato tutte le lingue occidentali e che gli antichi popoli sardi hanno cadenzato la formazione della civiltà europea e occidentale. Giovanni conosce a fondo i meccanismi economici che incidono sulla vita della gente. Dimostra, fatti alla mano, che nessuno Stato che voglia bene ai suoi cittadini ha il diritto di imporre imposte dirette, se non strettamente necessarie, che l'attuale sistema economico fettente e bancocratico è una colossale truffa e che la gente ha diritto ad istituzioni che incidano in maniera soffice sulla vita degli individui. Io ho studiato il mondialismo, la società dei consumi, la globalizzazione e le varie teorie e piani, spesso nascosti, che le fettenzie adottano per ingabbiare e condizionare la gente. È capitato spesso che in alcune contrade le strade dei tre si siano incrociate in maniera involontaria, dando vita ad appassionanti discussioni sulla totalità dei temi che attengono alla libertà della nostra gente. I tre, pur esperti in svariate tematiche, preferiscono la discussione alla pari. Diciamo che possono essere catalogati come dei tuttologi, che è una parola che il mainstream sta cercando di screditare, ma è una categoria di persone molto importanti per la cultura e per la liberazione del popolo sardo. Alla docenza vera e propria, la loro azione personale diretta si dimostra molto più produttiva di libri, articoli o filmati. Forse uno dei fattori che hanno generato la ritrosia dei sardi a fare fronte comune è la difficoltà ad instaurare contatti fisici continui tra le varie zone dell'isola, e questo lo sappiamo. Il processo culturale tanto bramato ha avuto inizio. I sardi acquisiscono pian piano un orgoglio e unità di popolo mai visto in 11.000 anni di grande storia, eccezione fatta solo per l'epopea dell'antica civiltà sarda e per il periodo di luce giudicale. Ma ancora non è arrivato il momento da Bentulai. Commettere errori per la troppa fretta sarebbe un errore imperdonabile.
le decisioni verranno prese da tutte le eccellenze che compongono il governo provvisorio isolano. La riunione si svolge nella città di Eleonora, punto strategico che va bene a tutti i componenti, che provengono chi da Campilano, chi da Tattari, chi da Tempio, chi dall'Ogliastra, chi da Otieri, chi dal Sulcis, chi da Gavasuso, chi dal Guilcer, eccetera, eccetera. I sardi hanno finalmente capito che non è chiedendo all'aguzzino di non far loro troppo male che potranno migliorare la condizione di subalternità plurisecolare. Hanno capito che il contatto umano in riunioni ripetute e popolari vale 100.000 volte di più di servili riunioni o congressi di partiti. Partiti che vorrebbero far credere di essere di matrice sarda solo perché hanno sede in Sardegna, ma che, partecipando a consultazioni italiane, sono evidentemente a tutti gli effetti partiti italiani. I sindaci sardi sono sindaci italiani. I consiglieri regionali sono consiglieri italiani. Gli insegnanti sardi sono docenti italiani. Le forze dell'ordine che hanno sede in Sardegna sono evidentemente forze italiane. L'esercito che occupa la terra di Sardegna, forse anche la brigata Sassari, è evidentemente formato da individui che non rispondono a ordini del popolo sardo, ma rispondono agli ordini del popolo del governo italiano. La fabbrica di morte situata a Domus Novas, che noi chiamiamo Domus Bombas, non è sarda, ma italiana o tedesca. Il governatore della regione Sardegna, pur essendo sardo, è un politico italiano. Questo deve entrare in testa alla gente. I politici che rappresentano i sardi al lato del loro insediamento giurano fedeltà agli ordini italiani. Una volta capito questo, la grande illusione durata più di 1 secolo e mezzo, l'illusione delle votazioni, potrà crollare e crollerà in maniera repentina. I sardi hanno capito una volta per tutte che non dovranno più chiedere ma impegnarsi per la libertà, percorrendo la strada della cultura e della disobbedienza, agendo come se il colonizzatore non sia presente in terra di Sardegna. Mai più votazioni che giustificano la presenza italiana nella nostra terra. Mai più un soldo regalato a chi ci ha sempre schedato, plagiato, invaso, bombardato, rapinato, spopolato e costretto a emigrare.